continua col razionalismo cartesiano, con l'empirismo scettico locchiano, con l'illuminismo, continua ai noi con gli illuministi di Francia, continua con Kant, che pone il soggetto a dimostrazione dell'esistenza di Dio, cioè non è più Dio che si rivela a noi o che noi lo comprendiamo per la sua infinitezza, ma è l'infinito che si riduce al nostro io penso, non so se qualcuno che ha fatto filosofia a scuola sicuramente non ha capito un tubo di Kant, ed è normalissimo naturalmente, nessuno capisce un tubo di Kant, tranne chi fa filosofia e arriva al quinto anno, forse capisce qualcosa. Ebbene, l'io penso non è altro che io che divento Dio a me stesso. E se Kant ancora dice che un Dio esiste, per un ragionamento complicato che adesso non posso stare qui a spiegare, il suo successore, tale George William Friedrich Hegel, dirà che non esiste, che sono io il Dio, perché l'io crea la realtà. L'Occidente arriva a dire, già 200 anni fa, che l'io crea la realtà, non è più Dio che crea il mondo, è l'io che crea la realtà. Questo è l'Occidente. Voi direte, vabbè, ma Hegel è un filosofo di 200 anni fa che parlava a Bambera. No, Hegel ha cambiato esattamente tutta quanta la storia umana. Nulla sfugge a Hegel, per chi capisce quello che è il significato di tesi, antitesi e sintesi. Contemporaneamente c'è stata la rivoluzione francese, con libertà, egalità e fraternità, tesi, antitesi e sintesi. Il mondo occidentale diventa liberale. Però all'interno di questo mondo liberale, per cui esistono i diritti dell'uomo, non più i diritti di Dio, per cui esiste praticamente in qualche maniera la mia affermazione o l'affermazione del ceto imprenditoriale borghese, nasce un'altra rivoluzione contro il centro imprenditoriale borghese, che è la rivoluzione comunista di Marx, che è un allievo di Hegel. In questo stesso mondo contemporaneamente il centro non diventa più nemmeno il corpo umano, come nel senso di Marx, ma diventa addirittura la sessualità in se stessa, con Freud. E poi si arriva al nichilismo assoluto, e poi si arriva alle due guerre mondiali, ai totalitarismi, quindi al 68. Guardate che cammino, con la distruzione della famiglia, dell'essere umano, alla droga, al divorzio, all'omosessualismo. E questo, se questo è l'Occidente, di cosa stiamo parlando? Che cos'è, e finisco, vado verso la conclusione, tutto quello che sta accadendo oggi? È quello che diceva Hegel, tesi, antitesi e sintesi. Che vuol dire? Tesi, liberalismo, capitalismo, antitesi, egualitarismo, socialcomunismo. Oggi è la sintesi, dove il mondo liberale sta diventando comunista. Non comunista tanto nel senso di baffone, no, naturalmente, ma comunista nel senso cinese, nel senso del controllo assoluto non solo della mente e del corpo, ma perfino nel crearci in qualche maniera, nel robotizzarci, come sono i loro piani, nel renderci praticamente misti uomini e macchine, completamente controllabili, a punto tale che probabilmente la Cina, oggi, che è chiaramente un paese comunista, è un paese anche liberale, non nel senso economico, ma nel senso mentale, perché liberalismo e comunismo, esattamente come noi che siamo liberali, siamo anche comunisti, nel senso che liberalismo e comunismo, amici cari, sono due facce della stessa medaglia. È la sintesi. Libertà, egalità e fraternità. Oggi noi siamo nella fraternità, che già ai tempi della rivoluzione francese aveva fatto 500.000 morti. Oggi ci uccideranno, ci stanno uccidendo con altre vie, non più con la ghigliottina. Ma è inutile dire con quale via ci stanno uccidendo oggi, perché penso che l'abbiate capito quello che stanno facendo, e chissà cosa faranno ancora. Questo sarebbe l'Occidente da difendere? Oggi il comunismo è qui. Si chiama esproprio della proprietà privata. È esproprio non solo della proprietà privata dei figli, ma degli esseri umani. È esproprio di ogni bene e ricchezza e proprietà privata. Come si chiama questo a casa mia se non comunismo? Scusate. Non è comunismo questo? È comunismo e liberalismo insieme. Perché chi fa questo non è Stalin o Pol Pot. Chi fa questo sono i signori strasignori della strafinanza attuali.
tesi, antitesi e sintesi. George Wilhelm Friedrich Hegel. Questo è quello che ci sta accadendo, che delle persone, degli esponenti intellettuali del mondo controrivoluzionario che volevano essere i nostri maître à penser non capiscono questo, è qualcosa di assolutamente sconcertante, preoccupante. E quando dico preoccupante uso un eufemismo,